Non so se avete notato quanto ci sentiamo leggeri, contenti, addirittura forse anche più belli. Insomma, abbiamo vinto lo scudetto numero 13 in una maniera incredibile, in una sfida epica che passerà alla storia del nostro club, ma alla storia del rugby italiano. E il primo ospite qui vicino a me ha detto: vengo in trasmissione solo quando vinciamo lo scudetto, per cui abbiamo vinto lo scudetto ed è con noi Edoardo Lubian. Ciao Edo, benvenuto. Ciao a tutti. E ovviamente l'ultima puntata è sempre un grande momento perché è una stagione che si conclude, questa stagione si conclude in maniera assolutamente felice e positiva e la concludiamo ogni anno con il nostro Presidente. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera a tutti, contento di essere qui. Allora Edo, è difficile parlarne qualche giorno dopo o forse è ancora più facile, non lo so, sono talmente tante le emozioni. Non ci credo ancora perché per come è venuto questo scudetto in pochi potevano metterci la firma all'inizio. Noi ci abbiamo creduto fino in fondo come abbiamo fatto con Calvisano e per fortuna questo sentimento ci ha portato a vincere il 13°. Quindi non posso fare altro che ringraziare noi, la squadra, il Presidente e tutti per averci dato la possibilità di realizzare questo sogno. Presidente, che emozione è stata? È stata un'emozione improvvisa e ovviamente indescrivibile, anzi non sono quasi neanche riuscito a meditarla e a goderla perché alla fine è vero, quando manca un minuto, quando mancano 30 secondi, quando ne mancano 20, 10 e vedi che sembra solo un miracolo può favorire lo sfondamento finale, sei incredulo lì e poi è venuto anche in un modo, se avevamo intuito che probabilmente c'era stato dalla tribuna, ma io non ero di quelli col telefonino lì a ascoltare cosa dicevano alla Rai, noi abbiamo guardato, ho visto Trussardi alzare le braccia, però Mitrea sembrava che avesse visto, ma poi tutto silenzio, poi si è rivolto, è andato verso il TMO, quindi è stata una cosa silenziosa, ma cosa succede? Cosa succede? Ce la daranno? No. E poi quando abbiamo visto, ho sentito dietro di me qualcuno del pubblico che diceva vanno ai pali gli arbitri, vanno ai pali, ancora prima che, perché Mitrea è andato sotto i pali per alzare il braccio, e invece qualcuno ha visto gli arbitri che andavano verso i pali, ha urlato abbiamo vinto, vanno ai pali e meta. Ecco, l'emozione è un'emozione che però uno come me un momento così lo tiene dentro tutto quello che abbiamo vissuto per arrivare lì, 10 anni o 5, ma sono 10 perché sono quelli che contano. La vittoria che abbiamo fatto è stata bellissima, eccetera, però quella era la vittoria contro il Calvisano e quindi è stato esaltante per quello. Questa qua invece è la vittoria che ci mancava per ribadire il nostro rugby nel territorio e per avere coronato quello che abbiamo fatto da marzo in avanti dell'anno scorso, quando ci fu stoppato il campionato e noi pazienti, umili, i giocatori a lavorare durante luglio, durante agosto, si gioca sì, si gioca no, si allena sì, si allena no, tutta una roba portata avanti con difficoltà. E noi giocavamo, gli altri no. Io mi ricordo la prima partita del campionato che 2 giorni prima sembrava che ci fosse qualcosina per cui non avremmo dovuto giocare, che sono andato sulle furie. L'unica volta, diciamo, perché io ho detto no, noi non possiamo non giocare, perché siamo quelli che abbiamo voluto disperatamente di volerlo giocare, quindi non potevamo non giocare. Fortunatamente poi la soluzione c'è stata e
i controlli e quelli... Era un mercoledì sera, me lo ricordo. Mi sono arrabbiato un po', mi dispiace che mi sono arrabbiato col medico, dico ma scusa, no, bisogna trovare il modo che vedere, verificare, perché se siamo sani per giocare dobbiamo giocare, no, non c'è diversamente. E infatti abbiamo giocato, ne le abbiamo giocate tutte, è stato tutto un sacrificio, però non è questo che ora volevo dire, l'emozione ci siamo arrivati lì con delle difficoltà e comunque sempre risolte egregiamente, e dopo le tre sconfitte hanno un attimo rallentato l'entusiasmo, poi ho cominciato subito a rassegnarmi dicendo vabbè, abbiamo perso la finale in casa, intanto speriamo di salvare la finale fuori casa. Dico che tutto sommato che bello, che coincidenze andarla a giocare là, e poi il destino ha voluto che siamo andati là e la partita l'abbiamo vinta. In principio si era anche messa bene, ecco, anche lì una partita che è durata un'ora e mezzo e che l'abbiamo vissuta in soltezza, perché il primo tempo l'avevano realizzato bene, rimediato una meta subito tanto per cambiare che loro fecero il primo calcio che rilanciavano, cavoli, meta, ecco. Edo, diciamo nella puntata pre-finale si è parlato dell'approccio che avete avuto o che avreste avuto all'ultimo atto di questo campionato. Si è arrivati in maniera leggera, serena probabilmente, con molta meno pressione rispetto agli altri anni. Sì, quello sicuramente, perché sapevamo che andavamo dai primi della classe, però avevano vinto quasi tutte le partite, solo una persa durante il campionato, quindi andavi in casa loro, dove loro si sentivano più confidenti, a giocare contro una squadra performante che sembrava che non avere punti deboli. Quindi siamo andati là sicuramente con la voglia di vincere, quello in primis, ma l'avevamo avuta dalla prima partita, ma anche con il coraggio di osare, quello che una squadra magari come la loro non poteva fare. E infatti testimonianza di questo è stata la prima azione, che credo abbiamo tenuto la palla per 7 minuti con un possesso veramente performante, e però loro sapevamo che era così, avevano una difesa veramente buona, e nell'unico calcio e nell'unica palla che hanno avuto sono riusciti a prendere una touch nei nostri 5 metri. Questo non ci ha demotivato, siamo rimasti sul pezzo, come si suol dire, e il primo tempo ha testimoniato per me una supremazia nostra. È una cosa che si sente quando giochi a rugby, senti di essere superiore perché ogni volta che prendi la palla avanzi, hai sempre il dominio del possesso. E la parte finale ce la racconti? La parte finale ovviamente abbiamo preso il territorio, e poi dobbiamo ringraziare sicuramente i nostri allenatori, perché hanno inventato una giocata come la Master, la famosa Master che rimarrà nella storia del nostro club, che sono dei pick and go ravvicinati, però sempre con la supremazia di un uomo in più, perché partivamo a 4 persone al posto di 2 come si suole fare di solito, e quello ci aveva dato soddisfazione durante il campionato, perché avevamo fatto quasi una rimonta con Reggio Emilia utilizzando proprio quella caratteristica, e anche tante partite, ricordo una meta al Calvisano, avevamo fatto tante mete così, e ci ha dato soddisfazione anche nell'ultima, in quella più importante, portandoci alla vittoria. Io ho visto la meta di Karel, bravissimo lui, però quella lì è una meta corale di tutti i giocatori della Mischia che sono partiti da 22 metri facendo pick and go. Ovviamente hanno preso la palla anche ai tre quarti, ma non si ricorda quello. Però ecco,
Prima il Presidente ha sottolineato l'importanza di chi è entrato a partita in corso. Questo dal senso della rosa, soprattutto della mentalità della squadra e il fatto che tutti fossero allineati e pronti ad affrontare questa sfida. Lo dici a me? No, dico Ah. sì, a tutti e due. Vabbè, io sì, questo qua l'avevamo capito già da un po' di tempo, che chi entrava in campo aveva la voglia di- di fare come fosse un giocatore che iniziava la partita. Era già diverse partite che entravano tutti, la prima linea è sempre stata performante, eh, come quella di partenza, o quasi, insomma, ma comunque via, è sempre stata sono sempre stati cambiamenti che hanno dato soddisfazione e siamo arrivati fino in fondo. Io tornando invece su come su come si svolgeva, sarebbe stata questa partita qui, io un po' di fiducia l'avevo, perché noi le due sconfitte che abbiamo fatto col Petrarca sono due sconfitte che ci hanno lasciato dell'amaro in bocca, perché tutte e due sicuramente sì, avremmo anche meritato di perdere, però tutte e due avevano delle componenti, avevano delle considerazioni che ci salvavano dall'effetto della sconfitta, perché abbiamo sempre pensato, ma se dovessimo rigiocarla quella partita non andrebbe così, la prima e anche la seconda, dove abbiamo ancora più rammarichi di prima, e la seconda, vero, e per una, due mete così così, e per come è finita gli ultimi 3 minuti, c'è un po' da mordersi le unghie. E poi è andato a finire che noi, quel Calvisano in semifinale, la prima l'abbiamo persa in condizioni che lasciano riflettere, e la seconda l'abbiamo vinta alla grande e con la meta finale. Il Petrarca invece, e questo abbiamo battuto il Calvisano che aveva battuto il Petrarca. La seconda, l'altra motivazione è che il Petrarca ha vinto sì dal Valo Rugby, ma la seconda partita l'ha vinta e poi a un certo punto stava anche rischiando. Quindi il dominio assoluto del Petrarca non era più sicuro come a metà campionato, che sembravano invincibili. E noi ancora, anche noi col Valo Rugby, anche lì è vero che avevamo perso, ma 1,5, cioè, il Valo Rugby può vantarsi in questo campionato di aver battuto i campioni 1,5 volta, mezza del pareggio, quindi ha questo record lui nei nostri confronti. Però anche lì le partite, sempre tutte e due, furono discutibili nel risultato. Quindi io ero convinto che ce la saremmo giocati alla pari. È vero che saremmo stati a Petrarca, è vero che il pubblico eravamo in casa loro, però la speranza c'era che saremmo stati alla pari. Dopo bisogna vedere un po' come si metteva sul campo. I giocatori hanno reagito, l'hanno voluta fin da in principio lottare, vincere la partita, però sai, la metà del secondo tempo si era messa così così e dico, ma hanno saputo crescere coi Ecco, rincazzi. Edo, probabilmente la prima metà o la parte centrale del secondo tempo è stato un momento più duro per la nostra squadra, come era stato anche in semifinale, come era stato anche nella gara 1 di semifinale. Ne siamo usciti in maniera diversa, sia nella gara di ritorno con Calvisano, sia là col Petrarca. Qual è stata la soluzione? La soluzione è stata tenere il possesso, cosa che non siamo riusciti a fare nella prima parte del secondo tempo. Infatti loro avevano sempre un vantaggio territoriale, giocavano sempre nei nostri 50 metri e con un calciatore come Lail è difficile venire fuori, venire a capo della partita. Ci siamo riusciti,
sono stati bravi tutti perché andarci a conquistare il pallone contro una squadra che sta vincendo di 4 punti, negli ultimi 10 minuti metterli sotto anche fisicamente è stata un'impresa, infatti me la ricordo così, come un'impresa. Basta, tutti dall'1 al 23 che siamo scesi in campo, hanno dato tutto per arrivare all'obiettivo, e quando succede questo difficilmente sbagli la partita, difficilmente perdi, e questo è stato quello che è successo. Presidente, giustamente i giocatori fondamentali, c'è un elemento in più però che va considerato. Il 16° uomo. Delle volte io, nel mio ego, ho pensato che il 16° uomo avrei voluto essere io, a dire la verità. però diamo a Cesare quel che è di Cesare, e qui in questa finale è dimostrato che il 16° uomo fossero i tifosi. Già io durante il campionato almeno 2 volte mi sono sentito dire, in quell'ultima azione dove non abbiamo vinto la partita, se ci fosse che stato sia con Petrarca che a Piacenza, vero, con quel fallo invertito, avevamo il vantaggio, mamma mia. E comunque, al di là di questo, ma se ci fossero stati i tifosi anche a Piacenza, l'arbitro forse non avrebbe permutato un vantaggio che era determinante, avremmo vinto la partita. E comunque dicevo che sì, almeno in 2 partite mi sono sentito dire che ci fosse stato il pubblico avremmo sfondato e vinto la partita. E qui 1000 persone meravigliose che sarebbero state di più, che in 2 giorni hanno fatto 2 via crucis, prima per venire a prendere il biglietto, poi per venirlo a vidimare. L'idea che questa gente si sarebbe installata là allo stadio sicuramente per tifare, questo mi aveva dato effettivamente fiducia. Forse gli avversari, non solo Petrarca ma anche altri in precedenza, speravano che il campionato finisse senza pubblico perché c'erano maggiori possibilità di batterci effettivamente, e penso che la realtà sia anche questa, perché quell'ultima azione lì, io mi ricordo ancora adesso, era un'ondata di tifo che spingeva e ha aiutato a spingere. Poi vero, c'è stato l'angelo meraviglioso di Griffith che è riuscito a ripetersi, perché neanche in un film si può programmare una roba del genere. Cioè, non so, io, Il Cenerentolo, senza la scarpetta a segnare. sì, in un film forse si potrebbe studiare, ma realizzare una roba del genere in fotocopia poi con 10 giorni prima, comunque a parte non si poteva immaginare una roba del genere, però il pubblico lì effettivamente, forse anche l'arbitro, sai, sente questa onda a favore, penso che dica sì, sono questi che devono vincere, sai, non è che non so, anche l'arbitro in quel momento lì è là, perché hai visto sia come Liperini e anche Midrea, gli ultimi istanti della partita si spostavano per vedere, per cercarla alla meta se c'era o no. È stata la stessa roba, Liperini nell'ultima azione si è spostato, è andato a piazzarsi là dove poi ha visto la meta, e la stessa roba ha fatto Mitrea, nell'ultima azione si è spostato, è andato là e ha visto la meta. Edo, questo fattore pubblico arriva così all'improvviso, perché comunque non era nemmeno programmabile il fatto, programmato perlomeno, che ci fosse in semifinale. Si riescono ad aprire gli stadi in semifinale, arriva questa meta di Karel all'ultimo secondo. È stato un pubblico che non aveva risposto subito in maniera completa in semifinale. La paura, vero Presidente, del tampone, tante restrizioni, tutto il resto. La semifinale dà un'energia pazzesca e poi arriva l'invasione di Padova. Ecco, quest'onda di cui parla il Presidente, dal campo com'era? Si sentiva chiaramente. Il pubblico che è tornato, la nostra peculiarità come squadra è che abbiamo un pubblico impressionante, e vederlo tornare allo stadio proprio nelle partite che contano forse ci ha dato quell'energia negli ultimi minuti di schiacciare la palla.
Questo non si può sapere perché non abbiamo il riscontro, ma sicuramente il pubblico ci ha dato la spinta giusta, ci ha caricato in settimana, ci ha dato quello che magari durante la stagione è un po' mancato, quell'amore incondizionato che si trova solo qui a Rovigo. Quello ci ha dato sicuramente una forza in più. Quel passaggio sotto la tribuna prima di entrare negli spogliatoi, che al Battaglini è dal lato opposto rispetto al nostro, là e ovviamente nella tribuna est, è sempre un qualcosa di magico. Ti fa venire i brividi qua dietro, qua alla coppa. Per fortuna io l'ho conosciuto bene e quello ci ha dato qualcosa in più, sono sicuro di quello. Ci ha dato un gran cuore. Presidente, adesso andiamo un po' oltre, abbiamo parlato della partita, abbiamo parlato delle emozioni. Se a Padova c'è stata la netta sensazione dell'impresa sportiva, tornando a Rovigo, la sensazione è aver fatto un'impresa storica. È così. Sì, il fatto della grandezza, dell'unicità che porta a diventare questa vittoria storica la si realizza un po' dopo, ovviamente, no? Intanto c'è la vittoria, ci abbiamo vinto, bravi, eccetera. Dopo, pensandoci, si capisce che è storica, perché intanto avviene dopo un bel po' di tempo, avviene in circostanze particolari, ma noi credo che qui con lo stop che c'è stato a marzo dell'anno scorso e come abbiamo vissuto tutto un processo per coronare quello che ritenevamo che fosse un risultato ormai alla nostra portata, invece ce lo siamo allungati di un anno, cioè è stata una roba, ecco. Ma la storicità poi si realizza anche perché Rovigo è andato a vincere a Padova, è andato a ribadire i valori della nostra terra, la forza, la voglia di farsi notare, di farsi anche elogiare per certi versi, la capacità di dare un impegno. Sicuramente, per esempio, i nostri giocatori in quella partita lì sentivano la necessità di regalare al pubblico la vittoria. Ovviamente i giocatori giocano per sé, ma sono convinto che sentissero il dovere di regalare al pubblico, il pubblico la vittoria. Ovviamente il pubblico a Rovigo, ma il rugby a Rovigo, come dico spesso, è fatto di due componenti. A Rovigo c'è il rugby giocato e c'è il rugby parlato, il rugby vissuto. Ecco, un conto è il rugby dei giocatori che lo fanno e fanno le partite e le devono vincere, un conto è come vivono tutti i tifosi, le famiglie, chi ha avuto papà, zio, nonno, non lo so, morosa, che giocava a rugby, e quindi è una cosa che coinvolge tutti e al momento, ovviamente non tutte le settimane, però quando arriva il momento riemerge questa necessità, questa voglia di poter ribadire che il rugby noi lo conosciamo, lo vogliamo e lo vogliamo conservare e mantenere e vogliamo farci notare col rugby. È un connotato che è così e ieri, cioè mercoledì, siamo riusciti a ribadirlo. È storico, ovviamente ci sono gli studiosi, ci sono gli specialisti che potranno dimostrare la storicità di questa vittoria e noi siamo troppo coinvolti realmente sul campo, dico anch'io perché lo sono anch'io, per cui meditare a quanta storicità c'è in questa vittoria magari è un po' più difficile, ma vedrai che nei prossimi giorni ci saranno tanti a scrivere che questa vittoria è storica, non c'è versi. Noi adesso possiamo anche
non so, lasciare via libera che vincano gli altri da qui in avanti, cioè noi per un po' possiamo Edoardo non è d'accordo. possiamo stare a guardare per un po' di verità, perché adesso c'è Valo Rugby che ambisce assolutamente dimostrare l'impegno profuso in questi ultimi anni, vorrà vincere. Petrarca ovviamente vorrà rivincere, Calvisano vorrà rivincere, quindi in futuro ci sarà di nuovo la battaglia, la lotta che si ripropone e vedremo chi saprà emergere, però questa qui ci soddisfa. Adesso non so come faremo a ripristinare urgentemente una voglia di vincere, salvo che l'allenatore che viene non sia uno che riesce a ricaricare le polveri, perché magari è anche quello che deciderà, perché se è un allenatore che vuole caricare subito, bene, se invece lui dice no, io carico in 3 anni, non so cosa succederà. Sarà presente, io credo che il rugby parlato lo aiuterà ad avvicinare i 3 anni ai 2 anni e forse all'anno. Lo aiuterà e lo obbligherà a tenere alta la bandiera rosso-blu, ci scherziamo, penso che sia così. Edoardo, il rientro a Rovigo è qualcosa di inenarrabile quasi. Magico, magico. Già farsi scortare dalla polizia usciti dal casello è stato qualcosa di spettacolare. C'era la polizia sì, al che ci ha casello? scortato come sembravamo il Milan o l'Inter, e dopo arrivare in piazza, trovare un muro di gente che ti batteva dappertutto sull'autobus, sono cose che rimarranno nel cuore fin quando campi, credo. È stato quasi da brivido. Sì, poi anche tutte le immagini sono trapelate attraverso le piattaforme digitali, social, hanno veramente dato un senso di grande ampiezza a questi festeggiamenti, vuoi Covid, vuoi voglia di vincere, vuoi voglia di festeggiare, vuoi impresa storica, è stato un mix veramente incredibile, cioè voi o alcuni di voi che vanno sopra il tetto del Puma, insomma, era quasi concesso tutto quella sera lì. Sì, quella sera era concesso tutto, sembrava che tutto il periodo oscuro che abbiamo vissuto prima fosse tutto passato. No, c'era voglia di far festa, credo, tutta Rovigo voleva far festa. Dopo mesi di reclusione dovute ovviamente alla pandemia, speriamo che non abbia infierito sulla situazione che c'è, però dai, c'era voglia di gioire. Adesso non me ne rendo ancora conto perché ci vorrà un anno credo per rendersi conto di quello che si è fatto mercoledì, però Sai, già solo il fatto che alcuni tifosi paragonino questa vittoria a quella dell'88, insomma, per chi è cresciuto col mito dell'88 dice, ah ok, allora si è andato a toccare qualcosa di veramente importante. l'88 era la vittoria sacra, quindi speriamo che anche questo lo diventi. E senti, qual è la fotografia di questa vittoria? Guarda, io quando sono uscito, che mi hanno sostituito, mi sono seduto in panchina perché lì ti vengono tutti i fantasmi del passato e dici, cavolo, eravamo tanto così, adesso siamo sotto e cose così. Ma vedere veramente l'arbitro che ci ha messo, credo, 10 minuti per arrivare sull'area di meta e alzare quel braccio, quella è la fotografia per me. Quando alza il braccio, la gioia che è infinita che ha creato tutto lo stadio che è saltato in aria, credo. Quella è l'immagine. È il primo pensiero quando mi hai alzato il braccio? Abbiamo vinto. Non ho pensato a niente, ho solo urlato, ho cominciato a correre, crampi dappertutto, perché veramente lì veramente non ti rendi conto di quello che è successo, dici, sogni sempre quella vittoria, però finché non ci vivi dentro non lo capaciti, è una gioia immensa, è qualcosa che ti dico non ci credo ancora. Dopo... Presidente, qual è l'immagine? L'immagine nostra è grande perché abbiamo fatto una vittoria in circostanze irripetibili o nelle modalità irripetibili, però è un'immagine enorme. Ma collegandomi alla storicità
io credo che sia storica anche perché c'è una cosa che poi non è stata richiamata e sottolineata successivamente a questa partita, però se il vescovo di Rovigo ha ritenuto di chiamarci per una benedizione polesana, ecco, perché il vescovo ha fatto una benedizione polesana, quindi nel suo pensiero di sicuro c'è un valore che dà al rugby a testimoniare e a rappresentare e a stimolare e a dare concretezza ai polesani. Sembra una cosa grande, anche magari esagerata, pensare che il rugby possa essere qualcosa di serio nell'indole delle persone e nella loro capacità di movimento, però qui c'è il vescovo che ci ha chiamato per una benedizione. È pur vero che io alla vigilia di quel campionato che abbiamo vinto ero andato a Santiago de Compostela e un pensierino a Santiago gliel'ho trasmesso, se avesse potuto fare qualcosa, non so se abbia fatto, ma fatto sta che comunque abbiamo vinto, qui abbiamo avuto una benedizione. Non vorrei che questo mi obbligasse alla prossima occasione di dover andare da Sant'Antonio a farmi benedire, però è meglio di no, perché lui mi dirà: guarda, ho già dato benedizione a questi qua, quindi non posso darne di più. Non posso darne di più. Però nella storicità questa cosa ha un suo valore. E poi invece l'altro valore a favore della storicità è che Umberto l'anno scorso nel fare la squadra e anche già l'anno prima ha dovuto rispettare i criteri di riduzione del budget, riduzione della spesa, per cui ha dovuto optare magari a più ragazzi ma con un livello più omogeneo, più compatibile con la necessità di risparmiare e di spendere il budget che avevamo. E questo effettivamente, lui Umberto quando anche anni prima diceva al Presidente: facciamo con quello che abbiamo, quando veniva a mancare qualcuno non è che gli cascasse il mondo addosso, no, facciamo con quello che abbiamo, stia tranquillo. E così è stato, abbiamo fatto con il gruppo che avevamo, l'ha portato qui, quindi. E anche questo, ecco, è valorizzare una squadra e si potrà dire nella nostra storia che abbiamo vinto con una squadra omogenea di bravissimi giocatori, non con la super squadra, intesa come squadra con dentro i super particolari. Non è la squadra del 2016. Non è la squadra del 2016 e tantomeno quella del 2010, del 2011. Va bene così, insomma, ecco, è stato un percorso da clonare. E il percorso da clonare, poterlo ripetere sarebbe eccezionale ancora. Ultima parte di Rugby House di questa stagione, stiamo festeggiando il titolo numero 13 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. È ovvio che adesso andiamo a guardare quelle che sono le domande che arrivano dai tifosi attraverso le nostre piattaforme social. Tantissimi complimenti ed ovviamente c'è una bellissima che dice: ciao, dei complimenti, potresti farci la cronaca degli ultimi minuti della finale di Padova. Meglio di no. Coro finale o senza? Coro, diciamo. Coro nel va bene, coro un po' meno. Privato. Sì. Tante domande poi sono state già toccate, poi se eravate più rilassati. Parlavi della Munster, infatti chiedevano se era qualcosa di casuale o arrivato in maniera programmata. Una domanda carina dice: ciao Edo, da farmacista cosa prescriveresti a quei padovani che ancora rosicano? È un ansiolitico, qualcosa, un benzodiazepina per tranquillizzarli, farli dormire così. No, sto scherzando. Può succedere, io li capisco, perché anche nel 2011 mi è successo e ho fatto fatica a dormire per un pochettino. E tra l'altro in una stagione in cui tu vinci il tuo secondo titolo e quello che è sempre stato un po' per tanti anni un po' il tuo alter ego padovano smette di giocare, no? Vi siete sentiti? Sì, l'ho sentito perché sono rimasto un pochettino, l'ho scoperto sui social che smetteva e mi dispiace, perché è sempre stato un guerriero e un gran giocatore, quindi
però la vita continua e spero che il mestiere che ho scelto di fare gli dia soddisfazione. Ecco, e poi un'altra domanda che è interessante che dice: Ciao Edoardo, vorrei sapere a cosa è dovuta la tua paura di fare gli orecchini in farmacia. Sì, perché tanti ragazzi come Pegno, diciamo, per la vittoria scudetto hanno dovuto fare degli orecchini, venivano tutti in farmacia e volevano farseli fare da me. Io non li ho mai fatti, quindi mi sentivo un pochettino imbranato, ho fatto fare alla collega che è stato meglio. Meglio. Presidente, siamo in chiusura di questa stagione anche di Rugby House. Insomma, un po' di parole su quello che è stato, ne abbiamo parlato un po'. Quello che accadrà in futuro, insomma, Vabbè, allora, la cosa prima è che diciamo che il tutto riparte da, da un grazie che voglio dire agli sponsor che hanno sponsor e i tifosi un po' meno quest'anno, ma sono sicuro che il loro apporto lo daranno in futuro. Gli sponsor che aderendo l'anno scorso, confermando, penso anche, sono sicuro che con questa vittoria confermeranno in futuro, ma in modo presto li sentirò e ragionerò con loro sulla possibilità di continuare su questo livello di budget. Partendo da lì ci sarà un cambiamento potrebbe essere anche epocale perché voglio ritornare ad attrezzare la società di un condottiero in grado di dettare regole, penso, spero perlomeno, regole, comportamentali sia sportivi che anche di comportamento per essere un club, una società ben strutturata e in grado di partecipare a quello che sarà un campionato di top 10 o top 8, quello che sarà di livello superiore, perché non dobbiamo dimenticare che se sarà vero che il campionato sarà elevato di qualità e di spessore, però sappiamo che c'è un nesso anche con il rapporto economico, quindi sai, noi dobbiamo sempre un po' essere cauti su questa cosa, però era necessario ripartire con una figura qui che fosse in grado di darci là sia nel rugby giocato dai giocatori, ma in particolare nel settore giovanile e un altro particolare nella riproposizione di un gruppo di tecnici indigeni, perché ritengo che anche lì possa esplodere e riesplodere il nostro rugby, sia dalla capacità dei polesani di poter esprimere il rugby agonistico, però anche un gruppo di tecnici nostri che dovrebbero continuare questa grande aspirazione di far valere il rugby polesano in Italia. Quindi speriamo che il nuovo allenatore, che ho fiducia, che possa ripristinare dopo questa vittoria, ripristinare un ambiente compatto e completo con tutto il DNA e tutti i fondamentali necessari per fare un rugby di livello, come noi con questa vittoria lasciamo intendere agli italiani. Noi saremo di sicuro di esempio di qualcosa, perché tutta l'Italia ci avrà notato con questa vittoria, che comunque è l'ennesima che avviene dopo tempo, perché le vittorie le abbiamo fatte anche anni indietro, però questa qui di sicuro permetterà di dire: guarda un po' cosa si può fare senza spendere l'ira di Dio. Quindi questo sarà da esempio e noi saremo tenuti d'occhio come esempio, e non credo che non dobbiamo smentire quello che abbiamo dimostrato di essere con questa vittoria.
si partirà da un nuovo allenatore e spero anche di avere con il settore giovanile nostro nella Monti, di avere una svolta, una volontà di facilitare l'arruolamento dei bambini, di rinvigorire il corpo dei bambini che presenziano sui nostri campi, per poi vedere di ottimizzare la questione degli under 16 e gli under 18 e continuare, perché la volontà è quella di continuare, perché è impossibile lasciar perdere questo patrimonio che siamo riusciti a realizzare, mi ripeto, con gli sponsor, mi ripeto, con i tifosi, ma anche con tante persone come voi che avete collaborato in segreteria per fare uno staff direzionale adeguato, e quindi bisogna continuare in questo modo e confermarci quello che siamo stati. Ecco, giunti alla fine di questa stagione, vi ringraziamo ovviamente tutti coloro che hanno seguito Rugby House in questo campionato 2021 che ha portato al 13° scudetto, lo vedete molto bene lì tra Edoardo e il presidente, giusto per ricordarcelo, perché le vittorie vanno celebrate per mantenere queste emozioni vive e alimentare quella voglia di riviverle il più possibile insomma, nella stagione successiva. Grazie ovviamente a Alberto Gambato che ha curato la regia di tutto questo lavoro che insomma ci porta a produrre 25-27 puntate l'anno, oltre che la partita durante la settimana. Noi ci rincontreremo sicuramente la prossima stagione. Grazie Edo per tutto quello che avete fatto, ovviamente i giocatori, tutta la parte tecnica. Grazie mille a voi. Grazie Presidente ovviamente per Grazie tutto quello che ha fatto. E speriamo che tutto questo possa continuare. Certo. Lo speriamo fortemente, tutti. Buona estate, ci rivedremo a settembre-ottobre, sempre insieme con Rugby House e con Rugby Rovigo Delta. Buonanotte. Ok.